visto io. E manco è. Oh, e come qua? Avete fatto ma pure pure ci deve la tu. Se può sapere che pure. E poi non ci ho sentito, ma tenete le orecchie appilate. Si vede che state facendo niente. Io mi sto facendo niente, e mi provo qui, hai capito? E che giornata che c'è la stamattina, che giornata? Ma per sapere che fai qua? Che te ne fa partire? Hai preparato un chilo di zucchero nella scatola di cacao, ma raccomando, deve essere cacao meraviglioso. Io lo prendo, dici. Dico, cacao meravigliato. E che stiamo facendo? La trasmissione di Renzo Arbari? Ma quale Enzo Arbri? Enzo Arbore! Lo sapete che canta cacao e venga lì poi io fratello babà. Ma subito mi servo. Ma subito mi servo. Mannaggia miseria, mannaggia. Povero Sangallo, per farti vecchia, come si dice, ogni scarpa ha diventa uno scarpone. E intorno a lì poi un babà. Noi te, questo è pure un canale meraviglioso. E i soldi mi hai buttato? Hai tuo papà, sì, o tieni la mente. Buona è una, Don Gas, buona è una. Sì, o tieni la mente. E che giornata che è schierata stamattina, che giornata? E si sono tutte le clienti così, su negozi, io lo posso pure chiudere. Buongiorno. Lo so. Ne parlate solo stamattina. Mi è già passato qua il cammino, sì. Perché non può trovare due, capito? E non ci pensare, chi le creature sa che non c'è nessuno pensiero qua. Anzi, un'occasione. Volete fare una domanda? Dimmi. Ma dica così, ma ha avuto quanti altri funzioni? Ma dica così perché ormai si deve. Potreste lasciare il vostro fare in gestione, dico io, a qualche giovane come per esempio. Giannino non me lo tu, io vedo. Io parlo non sono anni sciupri, capito? Anzi, non sai che faccio? Ho piccio, capito? Di che giornata che c'era stamattina? Ma che io capisco? Ho piccio! Ma che io capisco? Mari! Guardate un po', guardate. Ho piccio! Di sicuro proverbe antiche, Fatte due, che a campo 100 anni. Questa è l'ora di farti vedere. Ma ci fate qualcosa? No, è perché sono giuri, che non mi chiamano e non ti fai sentire. Mo fa la scusa tu, via. Si chiude a faticare da qualche garage. Si state per casa a fare, state vicino a qualche mano. O si chiude a tirare su qualche pescato. Io sto qua, parlo, sono tutto orecchie. Ma non c'hai già tanto. Quindi vede che non ci deve avere un piano tre un garagista, un piano pescato. Non viene tutto quello che hai pensato. È che solo sto attraversando un momento particolare. E a me non ci vedo. Sono 3 minuti. Sono 3 minuti che ti viene a parlare in casa del frate. E una volta per una cosa. E una volta per un'altra. Non ci sei mai venuto. Dica. Che ci va a dire la frase di Gesù? Senti, io vengo per sposare vostra sorella Maria. Bravo, complimenti, è bravo. E come stiamo facendo? Un giovedì, un bancato. No, faccio mi disoccupato. Maria, mi capite che a me da sta città vicino ci offre mie? Invece sta a voi per sta piazza. Che non provo poco pagamento. E mi capite il giovane che si aspetta per timbrare. Il timbro per non che fanno posto. Una speranza. Un marito guarda ma faccio. Se vogliamo realizzare il nostro sogno, dobbiamo emigrare, dobbiamo varcare altri confini. A dove ci sta più speranza per questi giovani del 2000. No, mai e poi mai. No. Ma dove sta scritto? A dove sta scritto? Che un cristiano che si fa una famiglia, può vivere tranquillamente, a varcare a confini. A da inondare, a da lasciare l'affetto dei suoi cari. No, Gianni non l'accende. No.
E con quale moneta può venire ricambiato? Con sfruttamento di loro che non hanno di tanto, può dare? No, Gianni, pure se sono potente, ti voglio a te. Mario, questi parole che mi dite, mi dimostrate quanto va bene lui. E sicurezza legge da vinto cuore mio. Sicurezza una lacrima corpo, Mario. E questa lacrima si chiama Mariccia. Perché i mariti, tutti più bene amici. Manca valore, studente, ma fa paura, campa per te, solo per te, per non morire, che se si ma fa parola amare, se ho Vediamo, vieni, no? Ti accompagno a faticare, Aspetta che diamo un momento a Michelino. Michelino? Lo portiamo noi, aspetta. va. Michelino! Anzi, subito scemo. Andre, Eccomi qua. eccolo qua, è arrivato. Ah, stamattina pure a scuola. Perché tu non vai sì? Ah, parte una cazzo non ce l'ho. Uno ce l'ho. Tu. Pure tu. E già vabbè, accompagniamo alla scuola, io. Un giorno pure tu sarai mia, e a così finisce Madonna. No, cose fatte veramente. Madonna amica, Madonna amica. Allora, Salve. Ma che lo fai? Non ce la faccio più. Mamma mi va a fare un po' che mangio. Astammati. Ma sì, tutto quanto vuoi che nasci a fare spesa? Tutto quanto vuoi? si chiede domenica e fa. E hai ragione. Ti va a fare un po' che ricotta sala. Ma sono gaccino. Mi ha preso. Quindi tu sapevi io saluto. Niente meno per un po' che salame, un po' di ricotta salata. A palla così, me la messa la merce, a redo il balcone. Guarda, niente meno, questa roba è cattata. Come? Ci fate abusare, lo voglio, tengo qua. Ah! Oh, cavolo! Ho fatto male! Come l'hai fatto male solo? Ma tu stai venendo? Non me lo fare la prima tua! Hai capito? È cattato pure un solo? Certo! Ma fa la come ti vedi? O se no che faccio? No, oggi avrei un po'... A me fa la non la non sapevo. Si capisce. Sì. Oggi avrei un po' ci mi lo parlerò. È perché a Pasqua, se non fai un salame, e lei lo... È una emozione, capito? Se vedo che cosa, bene. E tu aspetta che fa? Che faccio a fare? Lo sei, sto su, lei, quando è Pasqua, me ne scelgo da trattoriare, ma faccio gli spaghetti, e poi quando si sfurnotta, me ne fai la parte dopo, poi io mi metto vicino alla lezione. Che cazzo a fare? Che schiavità io? Non si può avere tutto. Poi, io tengo sala, ma non tengo arrossete. C'è chi non mai, tengo arrossete, ma non tengo sala. Hai ragione. Tu quando dici queste cose mi apri, ma fai poco, puzzolino, quando non già fare ma fai come Guarda. da tu partito, ma tutto quanto una maniata disperata. Tu, ma non trovi una buona compagnia. Ehi, con chi non può studiare dei mariti, e sacca la casa. Hai capito?
Purtroppo, Cammarino. A proposito di scutolo, sta arrivando lo scutolato migliore. Sta arrivando. Eccomi qua! Io non starlo. Pago, parlare me, mamma. La conosci pure il capo, Cara oste della malora! Che forza dell'abitudine! Ma di qui! Mio potro mi va a imparare proprio a saponare! Ma ne all'università. Ma perché sono di bravo, Giacchi? Ma tu pensi che così ti scivano la mattina e poi non lo so no? Ma dopo cosa no? Devi tenere un occhio clinico. Il nostro mestiere è basato sul cambio. Ma chi sta capisce Ora non capisci tutte cose tu. io non capisco tu, Guarda. Poi già la cosa ammazza qui. Va! Ma la mi fa appiccicare, ci sanno quando sta discutendo. Era mole ma facciamo appiccicato. Ti pare un bulletto di manca a morte e passa tutto, po'. A proposito, moglie, hai cucinato? Faccio cucinare. Faccio cucinare. Hai cucinato? Apre! Ma tu sì! Chi non domanda ti faccio cucinare? Ma ti ha detto qualcosa di strano, lei apre, io come dopo? Se capisce? Se capisce? Perché io? Va, da lui, ti è rotto come cazzo. Sei dato? Quando si arriva? La stamattina mamma sono arrivata. E che lei che le può? Ha fatto un po' che spese. Mamma manco più la pastiglia. La pastiglia. O bravo. Liquore, io caffè. E io fatto basso. Ma hai capito pure, no? Ma te l'ha visto sul lato tutto che sta roba? Ma tu no. Ma prima tu hai capito che sta accattato per lo salotto? Giacchi, che l'ha cattato un solo me che storia. Io esco, va! Tu stamattina non mi ricomangi, non è che sta tutto sta roba! Parla, donna di parla! Con chi si sto? Con chi sei andata a San Martino? Con chi hai fatto letto con uno ragazzo? Parla, Carogna! Ma che stai dicendo? Giacchi, ma come dormi? Ma come può dormire? Ma quando magari non sono una brava persona che? Vabbè! E non avessi mai fatto questo torto, Giacchi! Vabbè! E allora tu sta roba adesso, capo a tuo mi viene le lasci! E torna, rapido! Come si dice? È arrivato! Sono abituata a fare come si deve. Ti mi ha abituato a fare come si dice? No, io sono abituata. Ti sono dietro. Vedi, Vai. tu stamattina ti asciughi a me i massinali. Poi. Ti ha girato d'armato. Ha giudicato lo vestito nuovo tu e per la città. E faccio cosa. Quando posso lasciare, lo spirito, ma ma come fa? Io chiamo il quarto mi lascio da lei. E tu dove è venuto tu? Assassino. Carogno! Carogno, assassino! È una carogna! Ma vuole carogna, non capite a appiccicare prezzo di una difesa! Andiamo, Giacchi, che cosa è lì? A che cosa lì? Che la lasciava tu, scusa, senza un po', che cosa lì? Poi ti dà un studiato la papà! Hai capito? Ma tu vedi quando lui sta facendo per 4 metri? Per 4 metri, capite a che? Quando il mio guardaroba! Già, ma partitela! Ma ho dato questi caprolesti giornali! T'andò, t'andò! Senti a me, andiamo a cartellina! Cadrò pure questi 3.000 a questo papà per vasca a marito, dai! E aspetta un momento, quando c'è sta roba, poi esce che vengo la salata faccia veramente! Chi ci posso pensare? Ma come dico io, quello si va bene proprio ho vestito prima. Io sapete che quello è il mio mestiere. Fare il cambio, accattare roba vecchia, portare roba vecchia, poi pigliare roba nuova, io si vede a uno stile lì, che tu così pazzo. Giacchi, Mari, tu con un mestiere che tieni, e poi guarda la volta per mettere a fare proprio sapunato. Quello con la bocca si fa tutto. Io faccio un portiere accattato, faccio un saponare di seconda attività e non ce la faccio.
Figurati se facesse solo portiere sai, cazzo malato, che bello malato. Tanti, tu, sono un po' più se no. Che ritto! La fanno pace con quello, però. Ah, pensavo. Mi sono pronti, andiamo cenato, Andiamo, fanno un bello vestito. Ti rompono un bello vestito rovinci. Da raccomando! Scegli il principe di Galles! Scegli il principe di Galles! Quello là doppio letto! Che bravo uomo che quello donna a freddo! Sciami sera stamattina mi proprio però è un bravo uomo! È un bravo uomo! Buongiorno Giacchi! Buongiorno! A vostra, dove sta? Non ho capito! A vostra, dove sta? A piazza d'Arte! Ci dei quattro palazzi! Mariti, no! Mari che fa sempre un viaggio! Vieni a casa! Vieni a casa! Mariti! E fa sempre un viaggio! Qualche giorno che si trova un pacco! Che si prima no, ma mi si trova un pacco! Volevo dire, è arrivata a posto per me. Sì, E dire sempre tu qua cominci sempre. è arrivato un espresso. E quando è arrivato stamattina? No, una settimana fa. Una settimana fa. E che si vuoi chiamare espresso tu? Non è manco un'accelerata di terza classe. Sì. A malito. Ma è stato un minuto di Dalì. Mannaggia miseria con cui si è passati i euro. A lettera, a lettera. E chi c'era per questo posto di portieri? Non capisco. A posta una settimana fa è espressa. Mannaggia, ma oggi capito perché posso fare in deficit. Oggi capito? E che fa arrivare una lettera che ci vuole. Caro amore, io ti scrivo a me. Voglio. E che stai combinando? L'espresso. E che si vuole chiamare espresso? Sta una schifa lettera. Ecco mo che sapete, poi dice la città, ma no. Ma mi hai fatto proprio passare un generale a leggere. Mo leggi più tardi, fammi appigliare un caffè. Io mi sono pigliato un caffè. Carlo! A Lucia! Carlo! A Carlo, ma Lucia! chi sta proprio sul di natura? E che tu sai, che La roba mia! Voglio, portami un caffè, buongiorno. Stamattina me l'hanno pigliato. Moglie mi è scesa prima mattina. E io dormivo ancora. E me l'hanno pigliato un caffè. E poi, per fare un buon caffè, ci vuole la passione e la caffettiera buona. Io tengo la macchinetta buona, ma non tengo la passione. Io invece tengo la passione È un caffè che fa schifo. Dai un caffè! Siamo napoletani, no? Ti capitano? Mi scendo con l'attore del caffè e poi tengo una voglia di stamattina. Ieri e vado a pensare, ma ci rimane. Io sono fatta così che ci vuoi fare e proviamo di Napoli a così. Cade il cuore rinda all'allegria, una pizza, una chitarra e un po' di voce. Questa miseria è ricca sta città, e sono napolitana, e se non va di mora, e sono napolitana, ci piace fare l'amore, non tengo mai la lira, eppure sono felice, ma basta una canzone, ma fa contento il cuore, si fanno già gli amici, io caro più felice, non ce ne stanno caro, ma cuore sta città. E sono napolitana, e se non va di mora, e sono napolitana, ci piace fare l'amore. Che a te ti piace, E quando ti sei occupato se ne vanno a Napoli, quando ti sei occupato. C'è sta chi parte a Napoli perché non è una fatica per tappare. Non te lascia mai a Napoli mia e mi innamora sta lontana da te.
accadere. Ma, scusi. Viene a cadere. A te ti piace sicuramente. A me mi piace sicuramente. Ma piace fare l'amore. Hai capito? Hai capito, no? Fan presto che ci abbasso il porto. Faccio vuoti. È uscito un po' di fatica. Passa fatica, ecco, finalmente. Sono 2 settimane che non si vede una patente lì. Ma tu hai capito mo all'occasione che poi stiamo sotto pace. E oggi promesso a figlia mia Michelina e ci fa vicino a lui Pasqua un bello regalo, a bicicletta. Ma non ti pare che stai iniziando un poco troppo anche tu guaglione, eh? Tutto quello che faccio è poco. Se ci avessero ancora, volevo alzare la pietta per giurare. Perché Gallucci i figli sa fa tutto. Lo so. I figli sono piezze e cose. E mi porto un caffè se non faccio tardi, va. Poi lo porto subito, lo porto. Va. Ecco. E che schifo è. Ha ordinato un caffè. Ecco, sei asciutto di me. Ah, ti hai fatto proprio. Vicentino, io sto qua, il caffè ce lo prendiamo? Ma quando te ne vai? Oh, fammi il caffè. Un caffè. Io il caffè mi primo. Io? Tu il caffè te lo prendi domani. Sì, domani. Ecco vuoi? Sì, grazie buono, dai. Vattene! Grazie buono, i figli sono piazze con. Ma chi sta Paolo figlio di Vandre? Ma come faccio così? La lettera è più schifo, guarda qua, la lettera. Ma pucciamento napoletano. Scusate, permettete che vi Come? Accomodatevi. No, accomodatevi. Tanto che stanno rubando, si fanno 2 parole, si parla un caffè, una cosa. Ma addirittura oggi è lunedì, sicuramente si parla un pallone. Io sono tifoso di 2 squadre particolari perché sono di Napoli e la mia campagna deve trionfare. Salernitana e Napoli in Serie A. Scusate. Scusate voi, non mi sono nemmeno presentato. Antonio Rovessi. Ma voi siete della zona? No. Io sono un commerciante in pensione. Ho una serie di negozi in via Roma. Avevo, perché adesso sono in pensione, quindi... Vincenzino Esposito. Io abito in quel palazzo, la vedete, al primo piano. La casa è un po' stretta, però ci c'è la verità, stiamo proprio in amore, stiamo bene. Ho capito. Io invece abito a Posillipo. Senza offesa a voi, tengo una villa ben esposta al mare. Purtroppo però è senza sole. Non batti il sole da voi. Oh, ma non è questo, non è il calore del sole, ma a me manca proprio il calore della famiglia. Ma voi non siete sposati? Sono vedovo da 10 anni Ah, e tenevo una figlia che era tutta la vita mia. Non appena morì la madre, conobbe un ragazzo di buona famiglia che se la portò via senza un motivo, senza un perché. E da allora non l'ho più visto più. Mi sono sempre chiesto dove ho potuto sbagliare, ma le mie domande erano sempre senza risposta. vedete che voi ne soffrite molto. E soffrite pure assai perché ci tenevano proprio assai, Sì. Vedete, io sto parlando con voi senza nemmeno conoscervi, ma nei vostri occhi si legge che siete una persona buona. Voi siete il classico napoletano spontaneo, sincero. Vi ringrazio, non merito tanto. Ognuno sa le sue pene, ma come mai voi avete peccato a sta piazza? Vedete, ultimamente una lettera anonima mi informava che mia figlia aveva avuto un figlio, forse proprio da quel galantuomo. E so che si aggira in questa piazza. E da quel giorno le mie pene sono aumentate. Ma forse l'ho fatta una capitale. Mi dovete scusare. Senti, casco cappottello tu,
Voglio portare una nata. Ma se permettete offro io. No, ma manca lontanamente. Ma non ci pensate proprio. Oh, e che ho perso? Ci ho perso la tua caffè, ci ho perso. Ma perché tu mi fai? Non ando com'è strano la vita. Uno che tiene i soldi, se voi me lo permettete, tiene gli stessi problemi come uno nel terreno. Stamattina si è incontrato l'America e l'Italia. Voi siete l'America e io una piccola Italia. Ma perché? Se ne vedo anche voi? No, sposato da 4 anni. Tengo un figlio che tutta la vita mia si chiama Michelino e tiene 90. Ma siete sposato da 4 anni e avete un figlio di 9 anni? Ma allora... No, quando è venuto al mondo Michelino, la mia compagna mi ha lasciato e se n'è andato con un altro. E allora da tanto non l'ho visto più. Scusate, ma allora Michelino non c'è in cama? No, come vi devo dire, io mi sono risposato, mi sono messo con un'altra compagna, però proprio per dargli il calore della mamma, l'affetto della mamma. La mamma pure si sbaglia, è sempre la mamma. Dicessi, io vi ringrazio. Perché voi vedete, stamattina mi avete dato, non volendo, una lezione di vita. E io pensavo che anche i soldi poteva fare tutte cose e poteva avere tutto. Forse non sono stato un buon padre per mia figlia. Ma vuol dire che nonostante l'età che tengo, devo ancora imparare. Grazie, invece sì. Invece sì, questo è un mio biglietto da visita. Per qualsiasi cosa io sto a disposizione. Grazie. Arrivederci, Arrivederci. Povero uomo. Sì, ma che poveri me, chi ci sta? Tu stai qua? Ma sto venendo a posto, sta una folla che non si può credere. Sapete che stanno papando in pensione? Oggi penso di sì. E accompagnata Michelina a scuola? La verità, stamattina ci fatto poco tardi, mia sorella Maria era io affaticata e sicuramente l'ha accompagnata io. Ma tu hai capito una cosa, come sa da fare con questo? Tutte le sere sempre la stessa storia, sei amici vicino a chi lo gioca, o PlayStation. Stanotte erano le 3 e si metteva là, ma io non capisco chi lo come maniglia la cosa. Lo sta pigliando una malattia vicino a chi li gioca. Chi lo vanno a funicare non studi più. Chi lo studi proprio più. E come mi ha fatto secondo te? La colpa è chi è? Chi ce l'ha cattato PlayStation? Tu prima sono cattato e poi roba della mia. Ma tu che boh, anche l'ha creato uno. Poi però vicino allo studio sono esigenze. Mio figlio deve studiare e fa di essere il primo della classe. E poi tutto dipende quando si farà grande a di essere un avvocato. Ma tu ci pensi, l'avvocato Michelina Esposito che difende le cause di mani pulite. Mani pulite, ci ti trovo suona. Ma che stai dicendo? Ma non lo sacci, solo pensiero mi gioisce, che già fa Michelina. E poi viene in dei bracci miei, Carmela, vieni a casa. Ti tengo sulla terra, e anche la sorella mia. E poi si faccia qualche preferenza con Michelina perché tengo paura. Tengo paura di preoccupazioni di quello che sta succedendo in coppa a sta città. Delinquenza, troppo. Paura di qualcuno che se lo potesse pigliare. Ma tu non ne tenevi paura. Se stiamo noi. E se pure non sono mamma. È come se ci fosse. Scordati sta paura. Paura che tu, a chi te ne figli a casa fa paura che tu, e sta vita fatta mille che è più problema, fa paura che tu, in da vita si va a perdere un amore, fa
ma un figlio resta sempre in tuo cuore, in tuo cuore, ma non muore, e te guarda, senza paga prima niente a sti creature, se tuo figlio possa sentire poco buono, fa paura. In Davide si può perdere in amore, ma un figlio resta sempre in tuo cuore, in tuo cuore, ma non muore. E se stai solo lontana da casa, fa più paura stare lontana, in dei momenti più tristi da vita, l'arte d'anni più forte lottare, e come bella fare la pagata, una guida, a diventa carnale, non c'era dolore, non c'era camaniente, l'arte d'anni più forte lontana. E già, vicino a te mi fatti scordare, già, oggi a fare lo servizio perché oggi a faticato. Meno male, Forse stamattina fattiamo pure male perché tu sai, sono 2 settimane, anzi fammi una cortesia, balla a piglia tu amica lì. Non ti Hai preoccupare. capito no? Mangia tu. Sì. Ciao. Ciao. Mi raccomando, poi o bene carnale, mannaggia miseria. Mi raccomando, state State accorto. Amica lì, amica lì. Scusate, è questa piazza del Gesù? Sì, è questa. Tu. Carmela. E che piacere incontrarla. A quant'anni che non dovrei? Tanti anni. E a dire la verità, non sei proprio cambiato. E manco tu. Si rimaste tale qua. Anzi, te si fatti più bene. Non incominciare con i complimenti perché ti conosco troppo bene. Cosa fai a che Quale buon vento ti ha spinto in questa piazza? Lavoro. Soltanto lavoro. Oggi come oggi sono un onesto lavoratore. Vedi, commercio ittici. E come cambia il mondo? E pensare che alcuni anni fa eri solo uno sbandato e commettevi errori uno dietro l'altro. Invece mo... Ma non parla a me. Piuttosto dimmi tu come te la fai. Ma sei sposato, vivi bene, sii felice. Sto sposata e tengono un bello creatura. Marito mio Vincenzino s'arrangia a che le trova, può scaricando a basso costo. Purtroppo sai com'è, siamo in manai pizzi con coppa avanti. Ma siamo felici. Felici di avere una famiglia unita. E come parla bene. Tant'anni fa però non ne dicevo. Non ne dicevo proprio. Ci volevamo bene. Hai fatto tutto per la famiglia. Senza te fare mai niente che la che facevo. E perché tu pensi che io non sapevo che tu facevo? Era troppo bene che tu volevi. Che quasi non ci voleva credere. E dicevo a me stessa, Gaetano è buono. E dito silenzio tuo. Dito silenzio tuo io mi volevo bene, ma non mi volevo. Io che la sera buttai all'aria. Buttai all'aria tutti i progetti che una guaglione onesta e sincera aveva fatto. Che scema che sono stato. E chi so può scordare? Chi so può scordare? Chi sa scorda che la sarà? 15 aprile di 10 anni fa. Siamo assettati a tavola a casa di mamma tua. Mamma tua. Che la femmina che voleva bene giù e non via. Sì, ma che mi ricordo, stavamo festeggiando proprio il tuo compleanno, vero? Quando all'improvviso una bussata forte
aprite carabinieri. Mamma tu fa paura se va certo piano. La famiglia tua non l'aveva mai avuta per farla. E io giuravo, spergiuravo che non l'avevo fatta niente. Tu mi dovresti, ma questa fiducia è vera. Ma quando il guardia mi mettette in manetta, tu mi hai troppa colla di svedere. E io tanta carmeiaccionetta la voglio. La vogliona che aveva cominciato a vivere. Non ti scusate manca una parola. Sì, tu sbagliaste perché non mi riusciste niente. Ma te l'ha gerita prima. Ti perdonai perché tu non sbandavo. Ma oggi cose sono cambiate. Guarda, io sono un onesto commerciante. Guarda che io potrei farti felice e fammi fortuna tutto passato. Troppo tardi. Io amo troppo mio marito. E se mio figlio un giorno me ne sta a sapere che mamma facesse un fatto chissà, non mi perdonasse mai. No, Gaetano. Siamo buoni amici. Anzi, se tu mi rispetto veramente, facciamo come se oggi non ci fossimo mai visto. Buona Pasqua, Gaetano. Buona Pasqua. Allora, Lo ripeto un'altra volta. Non ci siamo mai visto. Spazio! O sta signore stiamo parlando con te? No, non vi preoccupate, signore. Evidentemente lui avrà preso una trista, mi avrà preso per una sua vecchia amica. Io non lo conosco. esattamente. Mi dovete scusare. Mi ero illuso di aver incontrato una mia vecchia fiamma, alla quale avevo dato tutto me stesso. Ma sapete che mi sono sbagliato? Sì, mi sono proprio sbagliato. I miei rispetti, signore. I miei rispetti. Guarda, come vedi, a volte si vedono certi sfizi, ti credi che tu conosci una persona, poi vai vicino, invece non è che la persona che tu volevi. Comunque, a quello non la conosco proprio, non la taccia proprio. Ma tu piuttosto dimmi, come mai stamattina hai fatto tanto? Dai, saprei che non me la sta male. Io non potessi vivere senza te. Sono pensiero che la femmina stai parlando di te, ma sono sentito male. Ma tu si fa. E io come facessi senza te? E chiaro, tu mi riuscissi a immaginare che braccia in aria? E poi la femmina a me come potessi? Che la tua amore marcia a piede. Ma che so io? Spiegami, dammi una spiegazione che sta vita mia. Di che ha già fatto e buono in vita mia. No, Gaetano, a tutto quello che ha già fatto, io non valgo una lira. E oggi come oggi, io mi penso di essere nato. E sai perché? Perché mi manco bene. Ma manco bene, ma manca chi mi viene a figlia a te, ma manca chi mi dà una poca pace e chi mi sa fare una felice, e invece sono bestiame e strabugia.
T'ha fatte male, t'ha già pavasto in mano. Dinte il preghiere dico sempre, Dio, figli da vita mia, e non voglio più campare. Ma dimmi tu che ci può fare? Dammi che felice mi fa fare. Ma manco bene, ma manca chi va bene, figli a te. Ma manca chi mi dà poche pace, e chi mi sa fare ora felice, e invece sono bestiale e sta bugia, e chi mi giura amore non la mia, ma che insomma vantaggio mio, dico come faccio a scordare, ma manco bene, ma manca chi mi salva che si bene, ma manca chi mi dà un po' di felicità. Quando mi dici non trovo più. E io so se tu a dove ho fatto. O pensiero tuo è sempre qui. Tuo figlio. Vuoi dire nostro figlio? Perché ti escludere è colpa? Sei il madre rimorso, la madre tutte e due. O sbaglio facessi pure tu. Ti ricordi? Come riuscivi? Come facevamo? Chi io cresce? E io come lasciamoci caretto. La sera mi attaccavo io. In mezzo a sta piazza. Sotto a sta maronna. Io piango io. La terra. Povero figlio mio. Che la sera facevano freddo. O pataterno si scordava nell'acqua. E io sotto la pelle, sentevano calore. Forse ero rimorso. E io, prima mia, ho forza in faccia, che la faccella picceretta. Sarebbe te schiocco grosso in faccia. Com'era bello, figli miei. Pareva che diceva, mamma, non me la sta. E io invece quando ero la saio, ma si neve braccella, dicevo non me la sta. Gaida, vamo senza coro, vamo! Ma lei ma staglia pieno tuo. Eppure se non so degno. Io non so degno di parlare con te, Marò. Io non tengo neanche dritto di parlare. Ma tu che sei mamma tutta e mamma. E sofferto veramente, Marò. Perdonami, Marò. Perdonami pure a me. Perdonami. Vincezzino! Ma dove stai? Sto cercando la stampa di... Vincezzino! Ma un coppo, ma non mi è solo per coppo! Scusate, ma è uscito guardaporti? Non signore, sono il portiere! Ma perché guardaporti o portiere non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa! O guardaporti, guarda il portiere! O portiere! Ah, ma ne fa! Ma come non lo hanno a capo? Non è mica Vincezzino!
E mi affatica insieme a basso posto stamattina. È che ne ho venuto troppo tanto, già si è avviato, la carroza, fatica, già si è avviata la carroza. E non ci sta nemmeno cammello, no? Oggi d'ora, si è avviato pure il stare la carroza. Ma che qua non ci stanno i sciuti. Ma tu come vai, ma diciamo che sei l'ufficio di informazione. Stavi su, ci stavi su. Poi, Oh! ma tu sai che non viene fabbricato? Sì. Così proprio antipato. Tu si fa Non tu. può essere può guardare, ma può usare no. Ecco, voglio il seccatore. Chissà proprio te non l'occhio clinico pure lui, non per poco. Io faccio lo sapo no, sei da roba vecchia, da etichette, che... E capito? Ti sto dicendo, roba vecchia, roba nuova, scatta vecchia, roba... Scendere può fare. Non lo fa troppo, gente è invidiosa. Senta a me. Dimmi. Una pistola di seconda mano. Non è che la pistola di seconda mano, per questa mano, quarta mano, perché la pistola non fine di 15ª mano. Però... Dico prima no, ma giova a finito di per quando la cosa Fammi se. io tengo una spinta 7769 agente 008. Però cosa, Però cosa? Non vado spese. Sì. Fammi aprire. Vai tu. Apri in bocca. Non vado spese, fammi aprire. Sì. Vai! Attenta tu. Di che ti parli? Ma no, ma prima che muovi ci vuoi che sta a fare? Invece si non si fa troppo. Questo cambio c'è, prima che ci porto. Troppo bella, via. Questo vero è bello. La verità. Ma sienta a me, oi! Sta buona! Sì. La prossima volta che vengo a cammino, Sì. la prima cosa mi chiama signor Mario! Sì. La seconda cosa mi chiama subito a bisogno! Subito. La terza cosa mi offri un caffè! Subito. E poi quarta cosa! Non ci sta a dire. Perché? Tanto pagato tanto. Ma chi si è fuori scemo? Ma fuori scemo? Gianni, ma allora va si quando è Pasqua? Tagli il coppo e parti per strada non c'è. Fai pure che capita. Tanto è pulito di t'occupare. Mica ne fanno troppo. E poi mica hai detto che dai sempre tu. Come questo caso momento passa a San Breno. Pure perché oggi come sta mamma, capiamo che c'è lui c'è, non è sempre stimato. Povera la amici. Gianni, non basta. O sai, mi fai sta mano. Via, vieni. Abbraccio. Gianni. Abbracciami. Matto da legare, non si da bene. Mi sembrano due piccionzini in cerca di amore. Non va. Hai da più con spirito. Perché non basta di roba a nessuno. Io ci stavo una cosa tutta a voce a Marina. Guarda, tu come ci vuoi fare una cacca, ma io bu. Non dare, si chiede da un gatto stamattina, noi. Sta nel buio. E poi la chiasa ascoltala. Marina, ma tu veramente stai facendo? I pazzini. Marina a casa, stiamo ci fuori. Io come pazzi bello tu. Parlammela poco, Siamo due momenti più belli. E tanto tempo che non parliamo, non aspettate che mi vedi la testa. Dia. Stava più questo, La tua figlia, non ti preoccupare. Ma ascoltiamo a casa. Noi le mucche dove senza niente. A quanto tempo che non ci fermiamo a parlare? Non sa che tempo, io ti già cresciuto poi. Non c'è data latte a te, a Michelino. Conga, a proposito di Michelino, Ma ma ricordato che la notte quando trovai a Michelino? E chi pure non può ascoltare? 9 anni fa, una notte buia e tempestosa, ero io a San Michele. Io avevo appena chiuso il bar e mentre mi girai, ho detto a frate Vicenzina che arrivai a faticare. Che allora sì, facevo cameriere, stiamo a Marcellino. Che veniva una notte tardi. Io aspettavo tutte le sere perché io mi portavo il giornale, la prima copia. Quando all'intrasata, vedetemi un'ombra che posava andare là con sta maronna, come una specie di pacotto. Là per là ci faceva a casa. E su guardaio, su baciaio e scomparetta all'improvviso. Quando la prima cosa che Vicenzina pensai,
Ma che poteva essere? Qua una casa qualcuno l'aveva abbandonato. Ma poi quando si è detto, ma piante in creatura. Subito capito. Vicencino, che fai? Vicenzino, subito corretto sotto la maronna, su pigliaia e su bracciai forte forte. Com'era bello. Maria, com'era bello. Teneva una faccella che teneva 2 schiocchi rossi. Mi pareva una arancilla. E tromavo proprio con fritto, tromavo di 2 giorni. Frate Vicencino, guardai la maronna e ci fai. Maro, io mio, ti ringrazio, io mio. Io faccio il raggio 1000 mestiere, ora campà, o fa crescere, me leva o pa una bocca. Ed allora mi capite, e figli di Vicencino. È solo legittimato. Non l'avevo potuto fare, perché non ero sposato chi li dico. Poi dopo tanti anni, si mettette a capella vicino, perché diceva che Michelina aveva una mamma, e che la femmina non era bene come la mamma. E beh, ma da credere, che solo pensiero su ricordo, mi sente i brividi in cuore. Come strana la vita. Questa non è la vita. E invece c'è stata femmina che picchiano i figli e li gettano, e c'è stata femmina che invece... lasciamo stare queste tristezze, ma che dici, vuoi fare un bello caffè? No, grazie, Galluccino. Non ci capite molte cose da questo discorso che hai fatto. La verità proprio. E non stimolo in più per spostare a Mario e a me sta impresa. Fa tanta figlia che fai pure bene a tutto qua. Mario, sai un po' perché arriva un momento a Maricondo. Tengo un appuntamento con un compagno Rovino. Può darsi che avessi la volta a poco. Ok? Ciao Galluccino. Guarda pure, Ciao, Mario, ciao. Arrivederci, ciao Gatto. Ciao. Sì, qualcuno non so che bene, però è sempre a partito che non ci manca. Troppo bene! Apre le cazzo con suo! Già in gravità, il pesce era squisito, fresco, viene bene se ne un marmo, si troppo bene! E questo non è mio, sempre quando faccio un pesce spa, sempre quando faccio un pesce morto, come è bella. Così, stiamo a studiare me, con questo è utile che ti tutti, là al massimo, ma proprio al massimo, qua ci cocca la cimma. E nemmeno lo mai raggiunto, domani inquinate che la trombetta è la tora. Bravo, guarda che fai lo spirito! Ma tu sai che ti voglio stupare, ti faccio giurare un mamma! Ci si può parlare? Oh, direttore dell'ufficicino! Ti do, è venuto come un tuo 15 biglietti, capito? Ma non può avere sul barro come tu, così mi spiega, anzi, lo sai cosa faccio? Lo do in gestione. E lo sai che sono in gestione? Anche c'è ora, dai, la tua barriga! Ma tu dici... Lo sai che sono? dici me! A Giannino, un fidanzato di marito, perché io voglio mi fare una cosa in tuo stomaco, e così faccio 2 cose buone. Lo faccio sposare, e a seconda mi fa per cose che mi sono sempre piaciute di fare. E tu sei retto, quale sono sti A me mi è sempre piaciuto di fare un deputato, l'onorevole. Un deputato? Scusa, come si chiama questo partito? Per il momento non lo so ancora, al momento opportuno lo saprete. Ancora non lo so! Così, al momento opportuno, sentirai di parlare dell'onorevole Don Carlo. Chi è questo? Io, È come una dire. scumamo! Ah, È una scumamo! Don Carlo! Io invece ci vediamo, statevi bene. Fatta forza, fatta forza! Che mi c'ha sempre bene! Lo so visto ciò! A queste partite vanno sotto tengo! Chi è? Se n'è andato, volta sì! Ma che passa? Se n'è giù! Ma chi se ne vai? Il pistolero di Piazza del Gesù! E chi sta l'ultimo film che devi stare in televisione? Ma quale film metti? E però non la vita mi sto anche voi! Non faccia intruso anche cose! Mio primo caffè! Ma c'è chiamato signor Mano! Ma c'è chiamato Pisottino! Ma c'è chiamato... Comunque non so anche cose! E chi sei marito, noi? Lo sa, sicuro si chiamerà. Lo sai, se ci stai io i miei o pigliamo prima mattina, Bravo. o sputuliamo la frusta, Bravo. poi dicevo, no, niente, ma tu che ti direi? Ce n'è una sotto in testa, Bravo. e poi sputavo un cazzo, pum! E speri, così la vedo.
Porca c'è! Va bene, una coppia è spostata. Sono spostato, Sono spostato! A me mi pare che a casa sono tutti spostati. Vedi che me ne va. Guarda, stai là, lo vengo io a questo. Baccata passata. Il marito prima me l'ha ospitato. Ma come io Gaetano che mi faccio sempre buttato punto sotto e cosa. Non posso far storto, figlio. A me che non me ne è mai buttato via. Sì. Per me i figli sono stati sempre solo un traccio. Ciao. Ciao, ci facendo usare terra. L'ho detto pure io. Perché esse sapeva che me l'aveva fatto. Vabbè. Ma come sta succedendo? Io ho bisogno di parlare con qualcuno. Dio pure si ha sbagliato. Si pure non taccio mai pregato. Aiuto per Dio. Mandami un segno. Mandami un segno se veramente esiste. Ma non ho sentito più. Ma mi dica io aiuto per una mano. No. No, grazie. Non è niente. E che poi lo rimorso. O rimorso lo fa più male in avanti. Perché? E quale rimorso? Non lo potete dire. Ma voi forse siete sposati, avete dei figli? Sì. Che figli che ogni sera sono accarezzati. Per baciate e dicite tu sia figlio mio. E io questo non lo posso fare. Non lo posso fare perché sono un uomo niente, capito? Io anzi di Pudiana hanno figli. Io figlio, o sangue mio. No, e poi signore mi sta castigando. Aiutatemi. Aiutatemi, oggi sfortuna a mio figlio. Io non posso vivere più, bravo. Sto male, aiutatemi, sì. La sera. La brutta sera, la mia donna, ho poggiato il laurito sotto la parola. Aiutatemi, lo prego. Aiutatemi. Che vuoi? Che sta succedendo? Chi è che sono? Papà! Vieni da papà. Nessuno è mai nessuno ti farà del male. Sto signore ha sbagliato la piazza. E mo sta dicendo ma che la serata è umida. E il Dio mi minaccia del bestia. Siamo insieme! Papà. Realmente sei deciso che la Lucilla me la subà? Come tanti sacrifici e tanta sacrificio che ha già fatto, ma già scusa a me.
governo in crisi. Sembrano, vediamo, Morosci, i chiuderei. Un po' questo, ciao, la sanità capa. Maratona oggi non c'è. E quando? Un stupidità. Io non avevo più la porzione di Ciana. Ma come faccio? Ma sempre che? Asciugare sta! Sì, ma vicino sì, dai, ho capito sta! Ho capito, tanto dovete farmi ho capito, si capace, sì! Ho sciugare 10 anni fa, dico bella maternata, stamattina, no? E va tutti la tutti bene. Posso essere la prima cliente della mattinata a prendermi un buon caffè? Pagando naturalmente. Ma tu sei la prima, l'ultima, che la non produce. Che la padrona rubare me. E le padrone possono fare tutto quello che vogliono. Io voglio solo sposare. Solo così potremo coronare il nostro sogno d'amore. Ma tu ci vedi, Gianni, io vissuto il piano vita sotto il braccio del mio sposo. Ma non ti preoccupare, abbiamo parlato solo con bravo. E poi decideremo la data delle nostre morti. Niente, ma me la sono comprata. La tua famiglia lì, a Russello che tu puoi fare, non puoi fare, può fare. Timo ha già gastato un regalo brutto. Oggi è il suo anniversario di matrimonio. E ci ha già fatto un bello regalo. Non sa, il fratello deve sempre dare attenzione con lui. Eppure già chi deve sempre dare attenzione con me. Stamattina mi ha buttato un giornale 10 anni fa, di nuovo per sapere, no? Tutti questi giugiari a me picchia. Oh, ma che te ne hai fatto? Gianni, non ti scordare, che seconda attività, ho sapunato. E si arrabba vecchio non ho tenuto, ma chi l'ha dato lì? Ecco, ma te la bene, va bene. Gli hanno dato, Gianni, io ti non va con i condursi per l'anniversario. In amici non tutti vanno a me. Se va tutti a girare da tutti bello, un caffè, ma poi non giornale 10 anni fa. Io sarei a sanità tutte le ore, c'è. Mamma, tu vai a catturare, cava tutti, poi. Dimmi da un po' da parte perché ieri sera ci fanno fare, lasciano un po' la città. Ok? Mi raccomando, vieni in breve. Guardate un po', un giornale 10 anni fa. Forza, noi. Ma da me sta già parlando. Ma pochissimo che sei. Perché te ne fanno tutti in botta. No, ma io prego, sta già parlando. Ma che sta? Ma non ti sente buono? Andiamo, vamos a vedere che succede. Marino, ti narravo da appiccicato con Vicentino. No, non è questo, Marino. E allora, vuoi parlare? Ma perché stai a... Marino, tra femmine ci potremmo capire. Ti dico una cosa, tu non puoi comprendere. Almeno mi puoi dare di più. Sì, ma io non sono arrivata ancora a capire la tua origine. Marino, tu sei buono. Io non posso fare più. E questo mi ha fatto sempre una cosa. Ma ti non mica lì. Ma come? Non lo sento figliarti. Chi vuoi lo figlio, Marino? Per me l'arica è il spirito che vuoi detto. E si tratta di bene più caro da stasera. Io ti giuro che non potessi vivere senza aiuto. Io la ci fatto la mano. Pure se non sapevo che significava essere mamma. La vita mia è stato sempre un problema. Oggi che 5 case, 5. Mio padre era un grande bevitore. E a sera aspettavo maestro metterlo piatto a tavola. Una sera mangiava e la sera buscava. Stavo sempre a giocare, ma poi c'è la nonna è buona famiglia, solo il nome. Ma un grande delinquente, ma ne faceva passare cotte crude. Oddio, mi resta fatto lasciato. E così, una sera c'è sta strada.
Purissimo. Scusate, Marina, e gli ascetti pure incinta tua stata. Vicentina non stai venendo basta. Purtroppo la priorità fortezza. E viene che ricette, poi non potrete mai più avere figli. Ma tu ripeto, ma tu vieni a Michelino. Fui proprio Michelino, Marina. Fui proprio che avrei la forza viva. Ma non capisco ancora perché mi hai fatto questo discorso. Ma è che tu vuoi giustificare? Marina, un mese fa, ho prima innamorato mio nel cambio. E l'hai visto che parlava con Vicentina. Io non ci capito ancora che va trovare una frase. Per modo che ce lascia mandare a Vicentina. Se io in te non mi risponde. E non mette mai. E non mette che non sta. Volesse capire che sta succedendo. Non ci sta niente a capire. Ti arriva a capire qualcosa? Lo diceva Frate Vicentino. Andiamo. Ma subito che sfidare. Mi accompagno. Maria, ti voglio più bene una figlia. E tu è una mamma. Ma fatto metro per la fora, mi guarda l'uomo, ma tu la finisce, voi. Ma tu hai un po'. Dove scrivi tu? Lo sai come si chiama la mia macchina? Come mi chiamano? Schumacher? Schuma, faccia tu. A noi che me mi chiamano via col vento. Via Calve, state attenti che sta una mugliere e per una brutta faccia di solito cattava la busca. Unetta! Ehi, la parola! Ma annacci, ma non so po'! E poi la gente tanta volta che mi devi chiamare con il mio nome di battesimo! E questa pure, tu non devi! Allora, stiamo dando un po'! E poi ricordalo, da chissà si scone solo che se lo conosco! A conoscere, e dopo stava! Poi, Ma ti ha stupito! Sono finta che stai stufa! Ma la gente cambia, o sanno che quando stai a venire, mandano a scupare, sai ma? Dai, Anno! Oh, cinque! Che l'hai scurtata come si scorre! come passa il tempo? Rosa la via, ti stai non so manco come state la pasta ma. Poi vieni scemo, da che sta bene! Ma quando stare quando vuoi, non ci sono una te! È meglio che cambia a stile. Come stiamo guarda vostro, un tavolo in sta puttescia. Non si può dormire così. Ma hai detto pure prima, sacchetto a perdere, che si indossano da lontano il padrone, non può perdere, ti senti voi? Ma vuoi per me? Ma sta così! A chi me ne forza stato? Perché abbiamo un po' di cose. Ma ti sei scordato che oggi è il nostro anniversario? Oh, auguri! Ma parai 2 novembre 1950 accese tutto al lume a durare i crisanti e io tutta studiando mi pareva Che regalo pindarico! ma paraico io mi pareva una fa e mi mancava Sono quanto a mo'? o quando lo scassino a poppo hai capito? non mi hai interrompere no non ti ricordo quando a scelto me l'hai chiesto
può andare notte, se me ne una gente. Oh, metti sono fatto. Un cucchiaio, capisci? Un marò! Non ti devo dire una cosa, io gli altro fatto! Ma guarda, tu guarda una camisa, tu vai da loro. Se me ne hai detto, Cori! E fatto un repannone! E vado dopo a me! In Mario Giovanna e il ragazzi mangiano che è stato andato per le cose, a bruciare pronto, stai o no? Non sei, lascia stare Gianchino. Non ti preoccupare che stasera ti porta ciccio bello. E a così te la tutte che le chiavi, come si interessa. Ma tu perché non mi hai dato le feste per lascia tu? Uè, tu stasera, o ciccio bello o ciccio brutto. Mia papà, hai capito? Piatta zitto, e mia papà! E vengono di tutto pure la libertà! Ti appiccicato dai guardiamo avanti! Andiamo! Andiamo avanti! E lì la volta! Mamma mia che fuoco! E che fuoco stanno sei! Che la testa proprio infuocata! Faccio per mestiere, io ho sfumato! Scusa la mattina sì! E quando facciamo una bella mangiare con bello fermo! Scusa la mattina, sera e pure la notte! Ma che è? Ma che è la vita? Ma che è? Umano! E guarda sotto curva! Andiamo, vieni da accompagnare stamattina a scuola, lei, hai capito no? Ah, tu credi, questo preoccupa, da tu potessi fare filone, lo so, la gioventù già nasce tutto al contrario, già l'altro cervello proprio. Voglio dire a studiare, c'è un'altra passione può essere un bastone di papà, hai capito no? Perché dai tu a te a papà? Papà, ma perché non facciamo una bella sorellina? Invece di un bastone, non mi bastone babia. Ah! Si vogliono proprio nascere proprio con altre idee. Ma invece di pensare a sorellina, che tempo sono dura ci vanno a renare, se non va bene. Ah, scuola come stai? Non sapevo no? Ah, Giulia ha parlato di casa signorina. Papà, sai a me sta cantando una bella voce. Tu? E quando sono grande posso fare pure il cantante. Mamma mia, non è che è cosa, sentimi bene. Ti voglio dire una cosa, tu quando tu fai la comunione, ma tu dici, papà tu sai sempre la passione di cantare, pigliate pure tu donna. Io faccio l'Ave Maria, papà, quando tu fai la comunione. E capito no? Non discuta, però non mi fa sapere qual è la canzone che cantate alla signorina.
Come si chiama la canzone? Qual è? Voglio, però non mi decidere la papà, che tu. Niente da studiare, papà. Non va come là di giovani, si scende la mattina e si fanno la barba, si guardano in due specchi. Stamattina si può cantare. Hai capito? No, voglio studiare. Ti hai studiato, papà. Ti hanno consiglio veramente di ronda a te e a tanti bravi giù, di studiare. Poi sai che faci? Mi chiamano caffè e tu ti pigli qualcosa che ti piace a te, di tubbare a tutti. Hai capito, no? Da Gianni. Giannino! Gianni! Che pure è tu, dai? Gianni! E che bella sorpresa stamattina. C'è qui, e piccoli e due gelati. Mi sa un fatto. A che tempo lo non vedi? Cazzo, pure bastone la settima lì. Ma non tu capisci, papà? Un bastone da ricchiare, ma lo scegli io, E quasi non vedi che tu fai la mano. La moto ma riesci come a fare? Tu per un buono guaglione, onesto, faticatore e all'avanguardia. E poi comunque non si trovano le parole. Io volessi scusare. Sì, ma hai capito, quando le faccio sciargando i porti che faccio un prego. Hai capito? Papà! Gianni, vuoi scusare a Giamari? Dica bene. Ha capito lo dici? E dove lo fa? Non state chiaro, allora, mi sentite? Ma ti hai spiegato proprio con mano libera e stracciare. Guarda, per capire mio figlio Michelino, ha già capito pure tutte cose. Però una mezza cosa sai, già mi è andata all'orecchio, perché poi sopra me. Ma la cosa strana di mia sorella, ogni volta che arriva poi al bar, corre subito con ansia, sai, mentre quando stiamo Carla, sai, ci vuole che non indonato da paese, mica sceme. Beh, a me mi fa piacere perché tu sei un buon maglione, c'è una posizione che non fa, ti puoi assicurare un futuro. E poi può cambiare. Ma voi? Voglio, ti raccomando a te, l'uomo se ci che filare lì. E mo, tutto ricordi, guarda come Subito detto! a cioccolato, a mia marmellata perché al cioccolato si scioglie la pancia. Voglio approfittiamo, approfittiamo già a partire. Cagnato! Già si poteva andare a fare, non mi chiamo le voci. Comunque ti ringrazio di stare in parole con me. Tu non ti preoccupare proprio, pensa a fatica, e poi tutto si risolverà, hai capito no? Ma noi ce ne andiamo perché si fa tardi, ci accompagniamo Michelina a scuola. Che la magia connessa mi sono bene. No, ma non ti preoccupare, capito no? State buono, state buono, stiamo bene. Non ti preoccupare. State buono, ti connetti che sta mangiando. E quando la gioca ti dà un po'. Ma che soldi, ma? E che se la dai, ma dai, ma cominciamo un po'. Già chi ti vuole il giorno? Ci sentite un papà, no? Prego, come? Cosa posso dire? Cortesemente un buon caffè, lungo e dolce, grazie. Ecco. Che state dicendo? Metti un notizia della sanità.
Santa di miseria, demorata. Mi dispiace deludervi, ma non sono un giudice. No. Anche se mi auguro che la Salernitana, sai com'è? Forse, da chi? Guarda, sto leggendo notizie di cronaca e ogni giorno trovo delle notizie. Guarda qua, va. Notizie che ti fanno rabbrividire. Ma come si fa? Un bambino trovato nel cassettone dell'immondizia. Un giovane operaio lo ritrova e lo consegna alla polizia. Questo sì che ha fatto il proprio dovere. Sentite, di questi casi si sentono a centinaia. Marito, come fa una mamma? Abbandona un figlio, dà un guazzattone. No, non è che non è gente. Questa è gente che avesse mai la colpa. Sì. Ma c'è sta pure gente che trovano figli nati e la polizia non trova così. E sottamente il braccio senza dicere niente a nessuno. Poi ad aprire non te ne manca legittima. Ma scusa, mi tocca un tasto che mi interessa. Ma questa gente è gente. Ma non hai capito perché la vita è tanto? Non pensi dove si offeso. Scusate, io non volendo. Ci sono pure anche in una situazione come questa. Ma per caso avete provato proprio voi un bambino? Spiegatemi, venite qua cortesemente e fatemi sapere. Guarda che io vedo che voi come me ne soffrite tanto, Non io di persona. Mio cognato Vincenzo. Un ragazzo primo piano, fuori. 90 fa, io ne San Michele. Vai in anche tutta me. E da quel giorno ha cresciuto come se fosse suo amico. Sì, ma non è un fatto. E non ce l'ha potuto nemmeno legittimare. Dov'è? Allora non era mai studiato. Comunque facendo un cazzo fa. Sono nonno e cognome. Ma aspetta, una buona femmina che ci studia. E sta studiando. Il signore castigato. Piangere. Carmela De Chiaro. Non vuole figli. Come avete detto? Carmela De Chiaro. Sì. No, mi sembrava un nome conosciuto. Mi sono sbagliato, scusate. Ma permettete che faccio una telefonata? Prego, dammi il permesso che io ho da fare. Arrivederci. Carmela De Chiaro. È proprio tu che non figlio mio. E dici pure se mio figlio stava da mamma sbagliata. Non fortunasse mai. Carmela, sbagliasse tanto che non mi aspettasse. E tanti a c'era la guaglione che aveva cominciato a crescere, a vivere. Ma stavolta Carmela su terra! L'immagine incontrarsi si possono pensare dopo tanto tempo figlia ma tu capisci non mi sono pagare pure io ma proprio hai anche fatto di tu non potevo fare ma non ti fa mandare e invece tu Basta papà, ti prego, oggi sbagliamo, ma quando noi giovani non pensano a tante cose. Non vorrei mamma, mi sento sola. Mamma per me è tutto, da mamma, una sola, un'amica sincera,
io devo tutto che le carte le consiglio. Ma che stai lì che sono tuo padre. Io ma ci sacrificate la vita per te. E che stai con me? Sì, ma tu hai impegnato con il tuo lavoro, con i vostri ai tuoi interessi, ai tuoi soldi. E io sempre solo, non a casa. Non parlavo con nessuno, quindi io dovevo uscire, parlare con qualcuno. Signor, ho scelto a Gaetano, un ragazzo di buona famiglia. Mi fece vedere mari, monti, girammo tutta l'Italia, casino, alberghi di lusso. Papà, la villa spensierata era venuta per tutto il niente. Ma poi un giorno... Parla, fammi sapere. Ma per arrivare alle mie risposte si fermava. Io ho bisogno da me. Uscì incinta. Qui non ne voleva sapere. Diceva, i figli sono di intralcio. Io i figli non li voglio. Io mi faccio convincere, papà. Ma convincerete? Parlo per Dio, non vai a stomare! Calma, non vai a stomare, che mi Signore mi perdoni, e scopriamo la tua storia. L'abbandonato. Là, tutta la rovina. Papà, sciappare! Perdono, bambino, tu perdono, papà. Tutto bene che le voglio. Tu non ti perdonati, perché lo dico. Uno solo ti può perdonare. Dio! E chissà la zuppa. Quello c'è da fare, si può sapere a Rosello, se c'è da cartare. Stiamo cacciando un vero Oggi da pigliare cosa amica mia, prima avrei pure interno, poi lezionati. Vicenti, va un momento di ingobbare, ma che mangiare un gelato e poi mi stai a parte cose. Vai da Giannino? Che attacco i gelati? A proposito, sempre da Givallano mi vai. Hai capito, no? Don Antonio Amabile, in questa piazza, ma che piacere! Ah, proprio, questa è mia moglie Carmela. Piacere. Ciao, questa signorina è mia figlia Ruzza che me ne parlai tanto tempo fa. Finalmente l'avete ritrovata, ma sicuramente che le può stare fatta una scappatina, così. Ma da vista che le è tornata Natale. Signori, ma non c'è niente di più. È stato con vostro padre. No, mia figlia dovrà piangere a lungo, perché ha commesso un grave delitto. E nessuno l'ha mai perdonato, nessuno, perché ha abbandonato il figlio. Ma che state dicendo? Questa è una collina. Stanno fermano e me ne sta fanno tutto per il figlio. Tu l'hai abbandonato. Quale diritto? Quale coraggio? Ma femmina che disgraziata. Avete fatto un sbaglio. Abbandono mai il figlio. Adesso fa pure la femmina. Ma non lascio mai il figlio. Voi perché parlate così? Dite mamma. No, una femmina che non ha potuto piacere. Un marito suo e mio figlio. E gli hai chiesto un momento sconto. Ma tu devi aver vergognato tutta la vita. Per tu. Suo figlio che abbandonato e che la persona che l'ha trovata. La persona che l'ha trovata si giorno volesse la volta. No,
No, Vicentino, io me ne sai, perché a me sti cose mi toccano cuore, Vicentino. Ci devi scusare se abbiamo intaccato la suscettibilità di tua moglie. Io non volevo. Ti cerchi scusa. Cerchi scusa come rubato e ti assegniamo. No, Don Antonio. Non ha da cercare scusa a nessuno. Che non vede che la gente che ha in tasca via, lo vedi? Un bambino, un creatura che si è abbandonato. Prima il giorno che cercava aiuto e oggi ha avuto. Ma se è quello che ci pensato? Io c'è male di coglione che faccio incontrare. Sì, coglione che faccio incontrare! Non si capisce, ma cavolo tu! Vieni papà, ma se è quello che penso, a sceneggiata sta per fornire. Vieni papà, vieni! Mamma mia, è canuta! Magari un fallo! Scende poco! Quando c'è a cominciare la lupa! E non si ma che anniversario! Per bene! Non lo ricordo, non ce la faccio più. Silver, ti sei svegliato? Che faccio? Non li spazzi? Così riprendiamo la nostra cavalcata. Qui a passano mai dire, ma più nero dei dire per fare. Ma perché mi trattate? Dopo che stanotte mi sono donato a te? Perché? Perché rispondi? Che stai riconoscendo? Sì! Ma possiamo tanto così con te! A ieri sera, dopo aver preparato per il nostro anniversario creai l'atmosfera. Aspetta la bottiglia di cognac. Aspetta, a cognac. In un caso, su un sciolto a bagno, in un caso uno schifo d'acqua. Stai dicendo che io avevo preparato l'atmosfera. E la mattina, lui il lampadino che di là, che scade sempre, ci mettete, e la mattina rosa. Io avevo studiato più spesso. Aspettavo solo che tu tumbavo pure. Mago, per l'ultima volta. Mago, mi vacacirò. E tu hai le notte già sei come. Ma questo bastardo. Doveva stare con Valerio, è tutto colore. E allora sei stato tu a fare tutta lì. Quando è? E lei ancora non va bene con un po'. Ma la stai a dire quanto sto compro. Ma non mi ce l'hai con voi. E lei tu fai un po' Bravo! come la luce. E sono una luce nei soldi. Ma ti mando. Allora lei sta nell'acqua. Ecco la donna, ma chi? Ma oh, mi chiede, mi dico, ecco muove. Sentate solo il lupo. E che succede? Hai detto il numero di storia che sta bene. Hai detto il fatto di la mai. E che tu? E che tu? Ma allora che là ti cose te? Ma non ci sta Sì. ma che sta la tua testa? Ma la tua cosa? Ma che? Oh, buongiorno. No, che no! Che no! E che sono possibile? Ma lei a sera non fatto già il libro perché mi hanno perduto esce. Tra tu sei che una volta sono giù.
Tra te, su che esce lì. E ti do scuro per venire, se te solamente la voce diceva, vieni, mio stollo, vieni. E non ho facciato di no. Gli altri tu hai il dore e tu non so. Ecco no, no. Dai, andata. Oh, my God! Ma già stato appiccicato! Ma sei andata? Non vai a fare niente! Bravo! Bravo! Tu devi avere la cosa giusto mai di tutto! Apre il volare! O virati! Dai ecco! Furnaggia! E che morto, vedi! Apri che moglie sta dando il numero! Devi sapere che stanotte sei scimmata che faceva amore quando picca! Io non so morire davvero! Ma tu mi ricordi così! Ma quanto è corno! Ma quanto è corno e tu quando tu non vieni davvero! Davvero consiglio per tu! Sta bene? Ma la posso dire una cosa, ma in confidenza, Parlo, sono tutto io! Giacchi! Che ne so? Vuoi vedere che tengo il corno veramente? Io ho sentito che prurite troppo. Frutella! Frutella! Vediamo che stavolta lo trovo. E se io trovo, ma da spiegare perché non vedo più a Basciumo. Poi ci stanno poche fatiche. Per giù che non esce una donna che usa uno. Vicentino! Vicentino! Vicentino, ma hai visto? Ma che è? Ma che vanno a Vicentino? Sta sotto ad oggi, c'è visto qualcosa? Buongiorno, calmare. Nessuno da su questa settimana. La Vicentino non va a Basciumo. Ma ci stanno poche fatiche. Ma stai faticando un po' da parte. No, sai, per me perché lo capo calante, ma dire. Non sta faticando da nessuna parte, Martino. È sicuro che non ti sente più. Ha avuto pure una cosa. Forse per essere una cosa nervosa. Venire per qualcosa, calmare, si è appiccicato una tavola. E se ho facile, calmare, non facile annalzo un creatore perché ne può pigliare la morte di un creatore. Non so se mi ha appiccicato, Martino. Purtroppo è proprio come che hai sentito. È in un mese che si sente lì da piazza. Che a due genitori hanno voluto ritrovare un figlio che ha abbandonato il 9 anni fa. Vede che hanno avuto un po' di morte. E che bello rimorso, troppo novato. Hai capito? Vabbè, ma tu stai dicendo? Ecco qua il dritto. Dopo tutto quello che hai fatto per chi lo creatore. Un merito, l'Argentina addosso no. Calmare, hanno permesso, perché voglio dire la Vicenzina, per qualsiasi ora e a qualsiasi forma a spiegare a disposizione, hanno permesso, ma non mi saluto che se non mi sta. Ancora tu. Ma se ti piace gusta per il cammino. Ma che volete la tavola mai? Che ci volete dire? Era una tua vecchia amica. Ecco. Penso che facevi più bella figura, se mi presentavo come tuo ex innamorato. Ma che devi sentire? Ma che devi sentire? Ma tu hai capito? Hai capito che sei una femmina felicemente sposata? Sposata sì, ma felicemente non penso. Perché guarda che io tengo qualcosa. E io i dubbi renda la vita mia me la c'è sempre la tu quasi stata abituata a rinto bene. Sì.
Perché tu con me campavano in tuo bene, in dai e come fai a campare vicino a uno che non ti ha offerto mai? Dice che non mi ha mai offerto niente, ma la manzogna è di davanti. E che sta male più è tutto bello da tua carriera. Bosarda! Diventare mamma non è facile. Ci vuole un uomo virile. E una donna che sappia fare un figlio. E che sta tu? Non sei stata mai capace. Ma che stai dicendo mica che è figliato? E nessuno può mettere in dubbio. Ho dubbio, ma lo fate chi è? E si vuole lungo pranzo. Carlo, lo fate sono io. Sì, io. Lo vanno a fare insieme a Nunzia Versi, figlia di un grande commerciante. O pusai per noi, perché siete ramati. Dopo tanti anni, o signore mi ha dato, la luce mi fa sentire un rimorso che non l'avevo mai fatto. E mi dici in cerca per trovarli, ma le speranze prendevano sempre in questa piazza. Carmen, piazza del Gesù. E che la sera marito quando mi risente che avevi sbagliata rinda al tuo Gesù ha detto tutto e con un inganno mi dirai andiamo Barrisso e o Barrisso mi spiega tutto. Sì, finalmente avevo trovato mio figlio, capisci? Zio Marini, ecco, come hai potuto fare questa cattiveria? È proprio tu che lo chiedi. Ti ricordo come resisti? Che io ero uno sbandato, commettevo errore una piezza. E uno esiste errore per me, è stato proprio lì. E mo che può fare? Tu l'hai impiegato! No, perché sono stata la tua donna! Ma non che può fare! Carmen, qui a essere una mia! Sì, la mia nata vediamo creature e qui mi e guarda che se tu fai questo si immobilisci tutte magari Vitellino avrà vicino il vero padre. No, ma che fai mai? Ma c'è sta mai guarda che sta vicino la voglio troppo e poi Michelino mi era tanto essere chiamata mamma e una femmina con papà che andava dalle figlie che stesso è più grande e allora l'hai voluto tu Carmen farò di testa e tu so la capa non ha mai funzionato ma sono spiegato che faccio? Ti prego che vuoi fare? Vicentino non è niente per te è troppo buono l'amorezza
mi guardo, non c'è di ginocchio, lasciati stare. Non ti avevo fatto niente, Gaetano. Vuoi sorte, io non teniamo niente di povera gente. Ma sì, ma non è vedete qua. Vuoi l'oro, vuoi l'accettino, vuoi rinascere, vuoi Gaetano, vuoi. Non teniamo niente, lasciami Gaetano, Gaetano. Tu giurai annanzi a taccia sul porno! Ma nonna mia, tu che sia mammi tutte mamma, non ho permettere questo sacrilegio, ti prego. Ti mamma pure tu, ti prego, non ho papà. Papà, l'avvocato che dice, ci sono buone speranze. Ora vai a tutto. Sì. La speranza è sempre l'ultima, però bisogna andarci con i piedi. Non è facile, però state preparando tutti quanti. E se queste non serviranno, chiederemo la prova del DNA. Sulla custodia, il mascherino, che la verità ci sono bisogno che è un po' così, non si contenta. Purtroppo dobbiamo papà. Ma mi dispiace perché l'amico per voi. È tanto una brava persona. E si è sacrificato tutta la vita perché non voleva fare. Un vero padre è stato, papà. Quello è un vero padre veramente, chi lavora si è sacrificato, tu capisci? Chi si è pigliato un creatore senza sapere chi è, se l'ha cresciuto. E l'avesse avuta fare quel mio signore, l'avesse avuta. Oppure dopo le cose. Scusate, sapete se stava a Terino di Giannino? E chi è Giannino? È un amico tuo? No, è innamorato della zia Marina. E tu come ti chiami? Michelino, Esposito. E sono mio figlio e Vicentino. Io sto in casa lavori, al primo piano. Tu sono figlio di Vicentino? Madonna, e quando si bene? E tu che tu tuo coraggio di fare la cosa sì! No, non sia figlio, e figli che soltanto sono sangue! Ma perché parlare così? Il me che si chiama mamma. Mamma mi si chiama Carmela e papà mi si chiama Vincenzino. No, tu non impressionato. Sai perché? Il Signore fa troppo bene il creatore. E ultimamente ha perso un nipote. E mo l'ha trovato. Sì, l'ha trovato. No, ma ora non basta. Spiegami! Ma che stai facendo? E quando volta già dici quando non conosci persone strane, non li affronta. E in quanto a voi, cara signora, in questa piazza si muove una famiglia. E poi non giovani di più. Voi siete solo un'estranea. Domando, portatevela a sta mia signora. Portatevela! Ma tu sapevi quando ha invitato al matrimonio? Marino, che soldi sono pochi e vieni dall'altra troppo qua. Tu si non messa lista, come mai si? Oh, guardo con vari matrimoni. Che avesse pensato a prendere? Non è pure la caratteristica. E fu detto a pizzo, bravo.
Già, e io potevo andare a sacrificio. Ma va scusate, di andare a trattoria dopo dentro. E allora si usa transatlantico oppure all'eccesso. E avrà 12 anni. Pure se la trattoria mi si chiama all'Occidente, ma se mangia pure. Comunque oggi sono tutte cose. E mi fa stai piacere. Pure a me mi fa piacere. Come? Mi fa piacere a te. Ma piacere a te stesso? Però se permettete, quando è che l'hai un nato, porti io il più bello ristorante? Non mi fa piacere. Poi, Chi però, fammi sempre. Sei. Qui da sta solamente a mangiare. Lì mangiando, non mi preoccupare. Come becchi. E vi faccio pure un bello regalo. Però mi ha fatto un regalo tu a me. Che da già? Non ne abitacci a me. A già qui non mi dà. A Bruxelles sì, ma a Issa no. Ma già che non mi dà. Non ha da me. Come si fa? È che mi porta sempre che la roba vecchia, il giornale, le croste, pure a me, poi il nuovo che ha già qui. Ci mi isolato sì. Già sta pianando, sta ciacca. Uno già si dice. Tu sei già bravo. Chiama l'ospedale malato. Chiama il numero 3. Adesso, Guglielmi, adesso! Dopo, non va più a te. Ma smaltare niente, popoliccio. Come sei? Io non sento giorno tutta la roba lì. Non sento giorno. Sei che giochi tutto su. Hai malato veramente. E lei mi librato. No, non sei un bagaglio. Ma fai un po'. Tu sei appassionato di te che appendicità, no? Hai in culo anche lì. Ma io non sto così qui. Morisce, cosa ti? Tu stai giù. Senti suavo, che sei sta? Bella buona. Ma ci mette sei. Ma giù da pure. E non ci trovi più in sciola da me. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare, va bene. Oh, una bella purezza, tutto si mette a posto. Andrò qua, ci va così, mi muovo da farmacista, sta a fresco. No! E sto passo non mi faccio migliore. Perché? Perché sto passo stanno in liceo. Sì. Allora, fatti sciopero pure se può. Hai o sindacato di Luni sei spazzato ad essere via dopo. Stanno facendo il sciopero al signore. Vogliamo parlare così perché non da vita. A bene che io mi è brutta. Giacchi la vuole ma sta bene. Tu solo di su e basta a poco. La macchina bella con fare solo maggioristi, io ti vanno a pigliare tutti per il posto di No, non posso no. Io mi voglio la città, stanno in sciopero al signore. E allora dai in culo. Che quello non va a fare. Closci dei. E che? Closci dei miei ferri. Che ferro? Sì. E che ferro faccia a me? Come? Ah, dei tuoi che non so, stai a posto. Ecco qua, io lo so, lascio tutte le piano per me. Ma non faccio come vorrei, veramente la mano, guarda la mano. Amo! Sembra pure migliore. Una bella bomba, e dolce e ferro. E chi va a fare? Ciao, ti fa tu? Ma voglio che mi facci? Poi, ora sarà non sei non di chi che non stracciano questo pavo. Il stavo per la voletta fatta. Ma tutto così. A me a posto, ma andava a tornare. C'è, tu non hai il Tornare, ma manda a favore. Che marito, ma compro tu. O mi compri, non compro nessuno. questo qui, vediamo il giacchino, pompa. Appunto, pompa. E pompa mamma, pure mamma. È una famiglia un paio. Tu sei accompagnato da te. Tu sei ma stavo nel nuovo video. Accompagnato da te. Ci vuole un matrimonio.
Ma povero Cristiano. Era me. Forse vuole il secondo, marito. Comunque, ecco, vai una volta tu sei Allora, me lo dici troppo. Sta là. E allora non puoi più. Chiamamolo. scusate, c'è il Vincentino? No, non si sa, è il compagno figliato. Ma mo vede lì, aspettate un minuto, vede lì. Grazie. Da Marcello, tu vai in tuo qua. Momentaneamente la nascita, quando fa un po'. Comunque, sapevo proprio bene. I documenti parlano tutti vieni, oggi un non mi regalini. Oggi ti vieni a mangiare con me. Allora, a proposito, ci hanno sciutato i figlio là. Fa un momento a tutti, Gianni, a balla a pigliare un momento, va. Non ti preoccupare proprio, capitano? Vincenzo Esposito. Sì, signore. Capace a servire. Ho bisogno di alcune informazioni. Il bambino quanti anni aveva? Tiene una mano. E perché mi ho domandato? E a chi è figlio? Come? A chi è figlio? È figlio a me. Legittimato regolarmente. Sì, signore. Dite la verità, se no vi denuncio alla pubblica sicurezza. Ecco, io... Dice la verità. Carmela tua moglie e i figli non ne qua. Hai capito? Carmela tua moglie e i figli non ne qua. Credo, facendo. E che bolla te? Quel ragazzo non è tuo figlio. E voi come pulite a te? E tu come puoi confermare? Con quale certificato di nascita? Io parlo mica un po' dice. Io sono mio padre. Bugia. Quel ragazzo si chiama Enzo Buonocore. Figlio di Gaetano che sono io. E denunzialo. Qui ci sono i documenti che parlano. Facetemi a capire. Hai sognorando. Che sono queste carte? E che pulite a lui? Parlate chiaro, non sa tutto quanto. Cadutto, fanno sempre a sapere. Chi è sto piccerino? O figlio mio? Voleggelo da bocca. Poi scioggato. Il che sta cresciuto sono stato io. E non c'è legge. Cammo volle mai, Signore. E figlio che e non sanno la strada e se l'hai fatto tu da sei signore Padre Santo questo non va fare. Comunque dimmi, questo è un piccolo compenso per quello che hai fatto. I soldi, denaro, e che già fa questo denaro? Io da fatica, che me l'ha già fatto? Ah, voi capisci? Ma se madre ma madre, ci vorranno prezzo, e poi mamma! Questo è da tu, non ballate. E tu non dillo lì. Che dici tu?
la legge dice che la vista per fare, ma io non so niente, non so niente più! Questo l'hai fatto tu, casi signore, ma non sente questo non da fare! Fortunato, mi si può vissuto loro. Davanti fa. Guarda San Michele, non branire senza cuore, appia vicino a Maronna un'anima innocente, e fattare segni, che non mi è venuto a parlare. E perché lasciare? Perché? Non vuol vedere che tu fai questo nessuno noi. Un diritto fascista natale, e l'ha fatto per me, perché senza Michele non posso giocare. Oni, mora raggiro dolore, oni mi malazzi, e vai lontano. E te ne sciorbi me. E come faccio, caro mio? Stasera mi sono più bello, ma guardano quasi con pietà. Con pietà. Signore! Portatelo tu, così Signore! Morto malore! Ma lo abbraccio! Grazie a Dio. Comanda a te. Te ne vai al papà. Mamma. Madonna mia, Madonna mia, non vado ci vedi e tu, Oionne San Michele, perché mi piace da te, ma Sunella, siamo a me! Stai cuore, che hai scelto cantare la mia figlio!
santa, madre mia, che accogno tanti cuori in preghiera. Non negare questo già ti accanto come peccato, prego a suo dolore. Urgine sull'altare innanzi a te, amore un figlio mi guarda, a te quell'innocenza che capirà, celeste madre presente e ognuno attente, la pace che solo tu vuoi donare. Madonna mia, ecco qua, bene allora signori, perdonatemi, però mi dovete credere, io ho 2 figli e penso come tutti quanti voi, amo i miei figli più della mia vita, sono parte purtroppo, mi volete fare un applauso, grazie, perdonatemi, bene allora signori, io questa sera ho avuto il compito, diciamo, di presentarvi tutti gli artisti che hanno partecipato a questa stupenda sceneggiata. Ma prima di fare ciò, signori, se me lo permettete un applauso va per Radio Napoli 1, che ancora una volta, signori, ci ha dato questo grande piacere di essere qui per tutti quanti voi. E ancora un applauso, sempre se me lo permettete, per tutta quanta l'orchestra, diretta da uno dei più grossi maestri della nostra bella Napoli, il maestro Michele Laino. Un applauso forte per questo grosso personaggio con i suoi professori. Ecco qua, allora signori, hanno partecipato, io man mano vi chiamo tutti i personaggi e inizio subito con Silvano Sottoferri. Un applauso, la persona che all'inizio della sceneggiata, signori, ha preso il bambino e se l'ha portato dentro. Lui era Mimmo Taurino, diciamo. Un applauso per lui, prego. Ancora signori, il brillante, il bravissimo Giorgio Costa. Ancora signori, Alessandro Conte. Pasquale De Santis. La bravissima Ida D'Amore. Mia moglie nella parte, diciamo, brava veramente, un applauso forte per Anna Bella. Ancora signori, Gianpietro Ianneo. Bravo, complimenti a lui. Questo è il super dotato, ha detto, come ha detto prima. Ancora signori, mio suocero Alfredo Prete. Ancora signori, la bravissima Rita Costa. Ancora signori, un grosso nome della sceneggiata napoletana, Rita Celli.
Allora signori, il personaggio che sto per presentarvi, pensate che in 3 giorni ha messo su questo lavoro, e colui che ha scritto questo lavoro e ha lavorato tanto per far sì che riuscisse nei migliori dei modi. E complimenti, un applauso a voi e un applauso a noi per il bravissimo Poppi Di Conto. Ancora? Dobbiamo dare prima... Allora signori, colui che ci ha fatto parlare, colui che ha lavorato tanto, il nostro bravissimo rammentatore Salvatore Conte. Il manager, pure lui, se l'ha sudata veramente. Eccolo qua, il nostro bravissimo Franco Adinolfi. Allora Poppi voleva spendere 2 parole, così. Non troppo perché costi le parole, E allora niente, noi siamo ritornati di nuovo in questa piazza perché dopo lo strepitoso successo di A Notte di Capodanno abbiamo visto che la gente di Salerno ci segue Mimmo Taurino, e allora abbiamo dato un pezzo classico, i figli sul piezzi di coro, diceva. Naturalmente dice, non sanno abbandonato, qualcuno ha detto, ma Palmentieri, la moglie e Annabella hanno abbandonato. Non è vero, signori. Per chi conosce quest'uomo è impossibile che poteva abbandonare un bambino, però nella sua parte, che è uno che deve fare il cattivo, però nell'anima ha tanta bontà. Antonio Palmentieri. Anche naturalmente Annabella. A questo punto mi permetto, figurati, pure mi ricordo, non potranno voi comprendere. Quello lui è un presentatore, doc, è lui che fa il mestiere. Il novaggio, lui è un presentatore. Ma ho lasciato un prosciutto, ma la fede. Va bene, allora abbiamo... No, ho detto Annabella no, chi lo padre che sta da parecchio, no. Signori, stringiamo perché dobbiamo presentare il pezzo più piccolo, ma anche uno dei più grandi, perché ha sciolto le vostre lacrime, qua si vedono ancora gente con gli occhi rossi. Signori, era solo una funzione, e i figli non si abbandonano, ma Michelino cresce insieme a noi, Michel Taurino! Eccolo qua! Continuiamo con gli applausi, perché Michel Taurino è figlio d'arte, e solo lui, questo artista che sto per presentarvi, poteva riempire il teatro. Solo lui con il suo nome, grazie Salerno, ma grazie anche a Mimmo Taurino! Applausi, Mimmo Taurino, il piccolo Michel, la compagnia Napoli 2000, presente anche quest'anno con il capolavoro dell'anno e figlia, orchestra diretta dal maestro Lavino. Bene, microfoni di Gaetano Russo, coordinatore tecnico Franco. Siamo pronti, un passo a questo punto non vi muovete, vi salutiamo, vi ringraziamo, tra minuti ci sarà lo show. Andiamo a posto, a tra poco. Allora, un momento tutti quanti. Allora, io volevo dire una cosa, che fare i figli, noi dobbiamo dire la realtà, i figli è stato scritto in 2 giorni, perché abbiamo dato in questa interpretazione di questo grosso capolavoro la realtà del 2000, non quell'antichità, a campagna, i giardini. Siamo al 2000, abbiamo dato un po' di PlayStation, a scuola, tutte queste cose. Lui mi ha visto e ha detto il personaggio è così. Io devo dire grazie alla compagnia, che non vi credete che è facile fare prove. In una settimana ci siamo messi a scrivere copiose, prove. Questo va a tutta la compagnia, dall'A alla Z,
E devo dire che stasera ho capito due cose, il taurino di ieri, il taurino di oggi. Voi siete quelli di ieri, a notte di Capodanno era quello di oggi, taurino classico, taurino moderno. Stasera ho capito che ho due pubblici con me, quello di ieri e quello di oggi. Questo ho capito, è importante. Voglio ringraziare a due grossi amici, sono tre amici che mi sopportano dalla mattina alla sera il mercoledì, Quarta Rete, dove io ogni mercoledì faccio parte di quella trasmissione con Radio Napoli 1, con la signora Bettini Siano, i componenti, i soci, il titolare è l'unico, i collaboratori, Pagliarulo, un po' tutti quanti, tutte le persone che state qua. Passate voce, Taurino è sempre Taurino, non cambia mai.